Governatore Federica, dall'odierno tavolo allargato per la questione della Ferriera di Servola, cosa è emerso quest'oggi? Sono emerse ovviamente le diverse posizioni delle parti coinvolte, dalla parte sindacale a quella della proprietà, all'autorità di sistema che ovviamente è interessata all'area, e quindi abbiamo deciso di fare dei tavoli ristretti perché io tengo a dire con estrema chiarezza che la priorità di Regione Friuli Venezia Giulia è la tutela della salute dei cittadini. Quindi quale direzione si prenderà adesso in questi tavoli operativi dove saranno coordinati anche dagli assessori Bini, Scocimarro e Rosole? Noi vogliamo ovviamente tenere in considerazione le necessità delle diverse parti in causa, con la consapevolezza che l'area portuale è un'area che è strategica per lo sviluppo della città e dico anche per lo sviluppo lavorativo della città, può allargare i suoi orizzonti e spero una massima collaborazione da tutte le parti coinvolte, perché questo non vuol dire soltanto guardare alla tutela della salute, quella di cui parlavo che mi sta particolarmente a cuore, ma vuol dire guardare anche alle prospettive di sviluppo di Trieste, dello sviluppo commerciale che riteniamo uno degli asset fondamentali per questa città.